Siamo in diretta, fra poco inizierà la partita tra il Tuttavista Galtellì e il Belchida. Ultima partita in casa per il Tuttavista, che oggi festeggerà la promozione avvenuta domenica scorsa a Palau. Perciò Tuttavista con 2 giornate di prima è stata promossa in promozione. Tra poco ci sarà l'ingresso in campo, qualcheduno parlerà al microfono e dirà la formazione delle 2 squadre. C'è un po' di vento, speriamo che non disturbi più di tanto, sembra di no. Aspettiamo l'inizio della partita. Ricordo dal Tuttavista Galtellì, promossa in promozione, il prossimo anno disputerà il campionato di promozione per la prima volta nella storia, il Tuttavista Galtellì in promozione. Sentiamo un po' il rumore, il pubblico, il vento. Quanto mi sembra che automaticamente, nonostante ci sia questo vento, non disturberà la telecronaca. Ricordo che io non sono un telecronista né un commentatore, non sono nessuno, lo faccio solamente per essere un pochettino meno monotona, sentirci solo il vociare e basta. Qualcosa dirò. Sicuramente per fare una cosa molto professionale qui ci voleva proprio uno che faceva solo quello, perché, lo ripeto come l'ho detto anche altre volte, io faccio troppe cose purtroppo non le posso fare. Qualcheduna non sarà fatta benissimo, bisogna accettare, perché io seguo le azioni con la telecamera, io cambio il risultato, io guardo se si sta trasmettendo, io guardo l'audio, io faccio la regia, faccio tutto io da solo. Il Belchida si presenta con le maglie tipo Juve per il video. Faccio in fretta, tanti auguri, complimenti per il lavoro che fai, e non arrabbiate. Ho visto che non cadere nelle provocazioni. Complimenti, grazie. Ciao, per quello che fai. Grazie a lei. Cristian, scarponcino lì oggi. Il Belchida si presenta con la maglia bianconera tipo Juve. Qui nel video si come sfondo bianco, perché accetta solo un colore. Vediamo Gambaiani col microfono, sicuramente dirà le formazioni. Ragazzi, cerchiamo di... Sì. Ragazzi, cerchiamo di avvicinarci. Gambaiani, il vice allenatore, dirigerà anche la tifoseria, che ogni spettatore ha un foglio bianco rosso, ogni persona ha uno bianco e l'altro rosso.
peccato che io sono molto dietro, non potrei vedere di fronte tutta la coreografia, però tutte e due cose non le posso fare. Molto attiva la tifoseria della Tuttavista, che anche in trasferta si fa sentire, da far sembrare anche in trasferta che si gioca in casa. Però quando le bandierine bisogna stare attenti. Comunque senti, pubblico in delirio. Scusa, però se mettete la bandierina non posso vedere, dovete andare più giù con la bandierina, perché se metti le bandierine poi non riprendo la telecamera. Più giù, vedi, c'è il posto là. Scusa, con le bandierine dovresti andare più giù però, perché sennò quando segno non si vede là. Ah? Vai più giù, magari, c'è il posto. I fumogeni qui c'è, con queste bandierine si rischia di non vedersi il campo. Fumogeni in azione, tra poco si inizierà, offuscano un po' le riprese video, speriamo che non continui mentre giocano, che sennò non si vede manco. Anche il pubblico Giovanni. Sì. Fumo, 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 fumo.
Ecco qua, tutta vista, foto diritto, sicuramente se non ci sono i fumogeni si vedrà meglio. Dirigenti tutti al completo, sicuramente mancherà qualcuno, dato che molti sono sugli spalti a dirigere la tifoseria. Arbitro Solinas della sezione di Cagliari. Giacomo Solinas della sezione di Cagliari. Questa è la formazione, ho preso massaggiatore, bambini. Bravo Marchese, bravo! Ancora una foto con altri dirigenti, tutti insieme, prima della formazione, adesso ci sono anche gli altri genitori, gli altri dirigenti, volevo dire, scusa. Vediamo se mi sentite. Ecco, anche l'arbitro porta tutti al centrocampo. Tra poco si inizierà la partita tra il Tutta Vista Galtenby adesso l'arbitro sta andando a controllare le reti che siano tutte intatte. Ricordo, penultima partita, l'ultima partita in casa del Tutta Vista. Domenica prossima si andrà a Ozieri per giocare col San Nicola di Ozieri. Adesso vediamo quando l'arbitro darà l'ok. Eccoci qua, partita iniziata, palla al Belchida.
il Berchidda in possesso di palla, il Berchidda ha bisogno di punti, non si trova in posizione ottima, sicuramente vorrà avere un risultato positivo se vorrà continuare a giocare nella sua categoria. Tutto dipenderà anche da quello che faranno le altre. Fatto. Fabrizio Busu, Fabrizio Simone Mameli, Fabrizio Lai verso il centro, palla in possesso del Berchidda, ancora il Berchidda, possesso di palla all'indietro al proprio difensore, ecco il portiere, c'è Berchidda che cerca di fare la sua partita, tenendo in possesso il pallone. Busu, Franco, il numero 4 cos'è? È Rodriguez. Busu, questi sono i tifosi di tutta vista con questa sirena. Cambiate a bassa! L'immagine non ha bisogno di commento, si descrivono da sole. Fabrizio Lai, stavolta Fabrizio Lai mi sembra di vederlo un po' messo in difesa, di solito Fabrizio Lai è un centrocampista. Rodriguez, Andrea Mameli, Floris, Caggi, Busu, nulla di fatto, palla non riuscito. Ancora nessuna delle due squadre ha fatto nessun tiro in porta, sono passati 5 minuti, ancora nessun tiro in porta da entrambe. Non è fatto se
Abbassatevi, abbassatevi. Floris, Busu, Fabrizio Lai, Caggiu, palla fuori, rimessa per tutta vista Gatellini. C'è un po' di confusione in platea con i cartelli, speriamo che non ostruiscono la visione. Gambia, non potevate farlo prima però, se segnano. Rimessa. Palla verso il portiere. Le squadre si stanno studiando. Ancora nessun tiro in porta, nessun tiro nello specchio della porta da entrambe le formazioni. Rimessa per i Berchida. Giù verso Floris all'indietro, Simone Busu, Fabrizio Lai, Rodriguez, Andrea Mameli, Fabrizio Lai, indietro per Busu, ancora Caggiu, tiro direttamente in porta, facile per il portiere però buona l'idea, non efficace però la conclusione. Azione pericolosa del Berchida, meno male che il numero 9 non è riuscito ad agganciare il pallone. Franco, chi è il numero 3? Il numero 3 chi è? Carta. Caggiu.
10 minuti sono trascorsi del primo tempo, ancora 0-0, nessun tiro nello specchio della porta di entrambe le squadre, più possesso palla per i Berchidda. Masala, ce l'avete? Continua. Mameli, carta, La dimostrazione, dai. Franco, il 10 è Bette, vero? Il 10 è Bette. Sì. Oh, dai, un po', un minuto. E poi vedi sarete lì. Salva! Dai, aiuto! Non l'ha rifatta ancora, nessun tiro, degno di Notta verso lo specchio della porta. Vai Fabio! Palla in possesso della difesa della tutta vista, Aggiu. Floris. Segnato Giorgio Floris. 1-0 per il tutta vista Galtellini. Giorgio Floris, 1-0 per il tutta vista Galtellini, primo in tiro, prima azione, primo gol per il tutta vista Galtellini. Prova. Al 13esimo, al 12esimo ha segnato tutta vista Galtellini con Giorgio Floris. Prova. Segnato per lui! 13! Giorgio! Segna per noi. E tu non devi volare. Quella a passare la bandiera a questo passare la bandiera. Di confusione qui con le bandiere che coprono anche la visuale.
Caggiu, c'è il pallone. Ehi cazzo! Tifoseria del tutta vista impazzita di Giulia. Oggi è il giorno dei festeggiamenti, anche se la promozione è venuta già da domenica scorsa. Nel minuto 17 tutta vista. Giorgio Floris, Simone Busu, Fabrizio Lai, Andrea Mameli, Taggi, nulla di fatto, la difesa, punizione, fallo dell'attaccante. Alla meglio giocatore del Berchita, ancora Andrea Mameli che si destreggia molto bene in difesa, Fabrizio Lai, Busu, Simone Busu, Simone Mameli, Simone Busu, Rodriguez, ancora il Berchida che cerca di andare avanti, cerca di impostare l'azione. Ricordo il risultato avvenuto nel 12° del primo tempo, ha segnato Giorgio Floris, palla all'indietro verso il proprio portiere. La difesa del tutta vista esce molto bene.
a neutralizzare i tiri degli attaccanti del Berchida, Simone Busu, Simone Mameli, Fabrizio Lai, quest'anno in questa partita in versione difensore. Ricordiamo che Fabrizio Lai è un centrocampista, uno che imposta l'azione. Verso Carta, palla al centro e per un pelo non riesce Floris, non riesce, il portiere gliela presa proprio dalla testa. Trascorsi 21 minuti dall'inizio del primo tempo, risultato in favore del Tutta Vista Caltellì per 1-0. Caggiu verso Carta che non riesce, il tiro non era perfetto, il passaggio del proprio compagno. Bravo il portiere Giovanni Olianas a fare il suo alla sfera. Caggiu, Simone Busu, Carta, non riesce a passare il pallone verso Giorgio Floris, palla in possesso del Berchida, ancora il Berchida in possesso di pallone. Sono trascorsi 23 minuti. Rimessa per, vediamo per chi, dovrebbe essere per il Tutta Vista. Andrea Mameli, Caggiu, con la chioma verniciata, Caggiu. Rodriguez, Simone, Carta. Giorgio Floris non riesce a tenere il pallone in campo, rimessa per il Berchida, ricordiamo con 2D, Berchida. A parte l'azione del gol, Tutta Vista ancora non è riuscito a tirare nello specchio della porta. Ricordo che l'arbitro è il signor Giacomo Solinas della sezione di Cagliari. Giacomo Solinas della sezione di Cagliari. Bellissima, ecco
Ecco la prima azione del Berchida, veramente neutralizzata dal nostro portiere con una grandissima parata. Bravissimo Giovanni Olianas. Bellissima parata di Giovanni Olianas che ha salvato il risultato, tenendo ancora il Tuttavista in vantaggio. Un bel tiro dove Giovanni Olianas ha neutralizzato. Bravo Giovanni Olianas. Rodriguez, sembra di vedere che sia Rodriguez l'uomo a terra. Rodriguez è l'uomo a terra, ecco che si rialza, nulla di grave. Rimessa per il Berchida che restituisce il pallone alla Tuttavista. Simone Busu, Simone Mameli, carta. Simone Mameli, Busu, Fabrizio Lai, Andrea Mameli, Caggiu, verso Bette, non riesce Bette, si fa soffiare il pallone Bette. Simone Busu, oh Franco, oh Fra, non mi intende, no? Sostituzione. Franco, chi è BCU? Rodrigo, è entrato? Non lo conosco. No, non ti devi informare. Scusa, siete Galtellì? Chi è entrato? Ah? Simone Mameli. No, Simone Mameli sta giocando già prima. No, non stava giocando. No, sì. Non sia attento, guarda. Quel 13, Masala. Quello là vuole. Entrato il numero 13, è uscito il Rodriguez. Sicuramente per infortunio. Simone Busu, Simone Mameli, carta. Simone Busu indietro verso il proprio portiere Giovanni Olianas. Fabrizio Lai, Masala, Simone Busu, nulla di fatto, il tiro non è andato al proprio giocatore, ancora palla per il Berchida. Il portiere della Vista spazza via il pallone, rimessa per il Berchida.
Giovanni Olianas molto attento, non si fa sorprendere Giovanni Olianas, uomo d'esperienza. Simone Mameli, Fabrizio Lai, non riesce, Bette non riesce, ancora il Berchida in possesso di pallone. E con il numero 8 che sicuramente punizione per il Berchida, ha toccato con le mani il giocatore tutta vista. Punizione per il Berchida. Socio, Fernández, a ver Fernández. ¿Dónde estáis andando, ladro? Però fuori di sopra. Altissimo il tiro del giocatore del Berchida, dell'attaccante del Berchida, è andato molto alto, fuori di molto dallo specchio della porta. E bacchetta vaffanculo, portacevo vaffanculo, portacevo vaffanculo. Che cosa c'entrano questi inni? Cosa c'entrano? Non c'entrano niente questi inni. A cosa servono? Non servono a niente. Tifiamo per la propria squadra, non pensiamo agli altri, non offendiamo nessuno. Non sanno proprio cosa dire. Fabrizio Lai, Simone Busu, Simone Mameli, indietro verso Olianas. 33 minuti sono trascorsi dall'inizio del primo tempo. Masala sbaglia Masala, si possessa del pallone il giocatore del Berchida. Andrea Mameli, Caggiu, ecco Caggiu. Giorgio Floris, Simone Mameli, passa all'indietro per Busu. Fuori gioco, penso che sia per il fuorigioco. Giorgio Floris si riesce ad agganciare, però non riesce. Se riusciva ad agganciare poteva andare tutto solo verso la porta avversaria, non ci è riuscito. Ora il portiere delle vista si in possesso del pallone.
carta, Simone Busu, Masala, bravo Masala, il numero 13 Masala, così mi hanno detto, non so poi se si chiama veramente Masala. Caggiu, verso Bette, il tiro di Caggiu respinto dal portiere, ancora Caggiu, adesso vediamo se ci ritenta Caggiu, forse adesso non c'ha Simone Mammeli, carta, Ciao ciao. è sembrato che sia fuori gioco comunque questo giocatore del Berchida, fuori gioco. Calcio, Andrea Mameli, indietro verso Busu, carta, Quando vuole va a fanculo. E quando te va a fanculo. palla in possesso ancora del Berchida, di nuovo. Ancora Berchida, possesso di palla, cerca di impostare. Eccoci qua. Ancora, adesso buona azione. Il numero 7 del Berchida in buona posizione, non è riuscito a sfruttare l'azione. Ben per tutta vista. Non è riuscito il numero 7 del Berchida a girare il pallone verso lo specchio della porta. Pallone alto. Siamo al 38esimo, risultato 1-0 per tutta Vista Caltellì, fatto da Giorgio Florisi al 12esimo. Aggiù. Cerca di impostare, il portiere esce, il giocatore si è fatto male, un giocatore del Berchida. Nulla di fatto, nulla di grave, scusa. Si rialza il numero 7
Giovanni Onianas su carta, Busu, Fabrizio Lai, questa volta difensore, Andrea Mameli, Salvatore Caggiu, ancora Fabrizio Lai, Simone Busu, carta, Simone Mameli, Simone Busu, fischio dell'arbitro, sicuramente fuori gioco di Bette. Guardate se cosa sta facendo il Cagliari. Cosa sta facendo il Cagliari? No, ho capito. Cosa sta facendo il Cagliari? Anche il Cagliari se non vince, non aiuta. Fabrizio Lai, Masola, Andrea Mameli verso Caggiu, però la difesa ancora Caggiu, Fabrizio Lai all'indietro verso Giovanni Olianas, sta arrivando una tempesta proprio di vento, molto vento, meno male che non disturba l'audio. Berghida in possesso di pallone, cerca di impostare sulla destra, ancora Berghida, il numero 10 cerca l'idea di tirare, cross verso il centro, poi in difficoltà la difesa del tutta vista. È finito il primo tempo. È finito il primo tempo, risultato a favore del tutta vista Galtellini per 1-0. I giocatori ritornano in campo. I giocatori vanno negli spogliatoi, scusa, e ritornano in campo, ma quando mai? Lasciamo l'audio così si sentono i tifosi che festeggiano, hanno tutto il diritto di festeggiare vista la promozione dei Galtellini per la prima volta nella storia.
Togliamo l'audio e riprendiamo dopo.
Entrambe le squadre stanno entrando in campo, inizierà il secondo tempo. Con il risultato acquisito nel primo tempo del tutta vista 1-0 sul Berchiglia. Il dell'arbitro che darà inizio. Ricordo Giacomo Solinas della sezione di Cagliari, l'arbitro del match. 1-0 per tutta vista Caltellini sul Berchiglia. Ecco che si inizia. Stefano Carta Falculo, Stefano Carta Falculo, Stefano Carta. Ok, con il Berchiglia in possesso di pallone. Come potete vedere dagli alberi in piedi ha un forte vento, meno male che c'è il sole, se no sarebbe anche molto più freddo. Rimessa per il Berchiglia che cerca di impostare. Nulla di fatto, palla al portiere Giovanni Olianas. Il numero 9 Caggiu. Palla sempre una punizione per fallo dell'attaccante del tutta vista. Tutta vista e tenta tutto e riuscire a pareggiare il match. Qui la tifoseria ha messo una bella sirena, lo spiego in modo che non sappiano che magari sia un mio disturbo dell'apparecchiatura mia, ma è proprio una sirena a tutti gli effetti. Sirena di allarme messa dai tifosi del tutta vista Caltellini. All'indietro verso il portiere Giovanni Olianas.
Baratelli la coglioni le gomme, Oh, Baratelli! Palla, tiro dell'attaccante del Berchida, parato da Giovanni Olianas. Però palla il portiere Olianas. Cambio, entra il numero 18 per il Berchida, esce il numero non si vede. Con il Berchida, palla al centro verso il numero 10, pericolo, il numero 10 non riesce a agganciare, però pericolo, tutta vista. Adesso c'è il vento che sta esagerando, infatti potete anche sentirlo. Tiro, ora un'altra bellissima parata di Giovanni Olianas, già 2 o 3 parate che hanno salvato il risultato di Giovanni Olianas, perciò tutta vista, deve continuare. Il match per 1-0 non è mai chiuso, anche non sono mai chiusi anche con risultato superiori, te li immagini con 1-0. Comunque Giovanni Olianas è riuscito sempre a neutralizzare i tiri degli attaccanti della Berchida. Palla fuori. Torino parla per me. Rimessa per tutta vista lì. Bravo Simone! Cambio Simone Mameli con, vediamo chi, questo giovanissimo Franco, chi è questo? Esce Mameli, però non lo so chi è, ragazzi. Il numero 18, non abbiamo la formazione. Bravo Simone Mameli, sempre il migliore. Entra un giovanissimo al posto di Simone Mameli. Vediamo il giovanissimo, bravissimo, il giovanissimo per poco al suo esordio fa gol, palla fuori di poco. Come si chiama quello? Tu lo conosci? Lo sai come si chiama questo ragazzino? Mai visto?
poco, è giovanissimo, non fa gol, un bel tiro, fuori di poco. Scusa, come si chiama quel ragazzino che è entrato? Non lo sa nessuno. Sconosciuto veramente. Peccato che non ho la formazione, non posso leggere, a parte che anche se ce l'avrei non posso perdere tempo, non posso distrarmi, anzi non perdere tempo, distrarmi a guardare col rischio di perdermi le azioni. Caspitina, pericolo per tutta vista Galtellì. Ancora il Berchida. Forza tutta vista, che nessuno ci può Giorgio Floris non riesce il tiro a cercare. Trascorsi 10 minuti dall'inizio del secondo tempo. Un'altra grossa parata, Giovanni Olianas si sta superando, sta salvando il tutta vista Galtellì. Vediamo che adesso il Berchida sta tirando tantissimo, bravissimo Giovanni Olianas che ha sempre sventato. Via. Anche questa volta Giovanni Olianas ha sventato, bravissimo Giovanni Olianas. Non è possibile però che anche il tutta vista conceda questi tiri agli avversari. Diciamo sfortunato questo Berchida. È bravissimo Giovanni Olianas che è riuscito ad evitare. Questa volta non ci riesce. Questa volta non ci riesce Giovanni Olianas. Il Berchida ha pareggiato il Berchida. Un punteggino per il Berchida, molto salutare perché ha proprio bisogno, se si vuole salvare il Berchida, di fare il risultato sia qui sia alla prossima che farà. Anche senza guardare quello che fanno le altre. 1-1 il risultato. Prima o poi, a furia di tirare, non ci può sempre salvare, non può aversi sempre fortuna. Questa volta il Berchida è riuscito nel suo intento di segnare il gol del pareggio.
Attenzione per tutta vista Caltellì, assegnato dall'arbitro Giacomo Solinas nella sezione di Cagliari. Fabrizio Lai, Simone Busu. Busu, Giorgio Flori si può soffiare il pallone. Giù Andrea Mameli, all'indietro per Fabrizio Lai. Buona all'indietro. Mameli, ancora un cambio da parte di Solinas. Esce Andrea Mameli, entra il numero 17. Anche Berchida effettua un cambio. Tutti e due giovanissimi questi giocatori del Berchida. Ancora un altro, ancora il Berchida, un altro giocatore. Rimessa per il Berchida.
gioco è stato rallentato, tutte e due squadre ancora sembrano di essere stanche, nonostante siano entrati i rinforzi, sono entrati giocatori freschi. Vai più giù, capito? Quando è più giù. Poi se segnano non si vede, capito? Dopo quando finisce. Siamo a 20 minuti, 19:35. Risultato bloccato sull'1-1, segnato il tutta vista, prima tutta vista, con Giorgio Floris, ha pareggiato dopo 10 minuti fa in Bertiga. Si gioca a centrocampo, nessuno delle due affonda. Fabrizio Lai. Si gioca non l'ha presa con le mani quello lì. Troppo i palloni all'indietro. Simone Busu. Fuori indietro verso il portiere.
calato il tono, l'agonismo iniziale. Invertita, sostituisce un altro uomo, entra il numero 14. Minuti sono trascorsi, risultato bloccato solo 1-1. Giovane lui. Giù. Sempre il pallone all'indietro. Fabrizio Lai. La partita sta calando di tono, non c'è più l'agonismo iniziale.
Ora cambio nel tutta vista Galtellì, entra il numero 14. Esce carta. Mi ricordo l'arbitro Giacomo Solinas della sezione di Cagliari. Ha diretto molto bene. Quarto d'ora alla fine del tempo regolare, poi ci sarà qualcosa di recupero ma non tanto, ci sono stati infortuni. Nulla di fatto. Ida ci ha tentato in tutti i modi, è stato il portiere Olianas che ha neutralizzato 3 o 4 palle gol. Bravo Olianas a parare, forse Olianas è stato il migliore in campo in assoluto, ha salvato la sua squadra. Ecco, adesso sembra che sia ritornato il segnale. Speriamo che torni per voglia di rimandarlo in differita. Orario.
ecco il risultato, 1-1, pareggio. 38esimo ancora pareggio, 1-1. Rimessa per il tutta vista Cantellì, siamo al 40esimo ormai, 5 minuti finirà il tempo regolare. Sono i minuti trascorsi, 3 minuti alla fine del tempo regolare, il risultato non si sblocca, dall'1-1 non si sblocca. Pareggio.
alto preferisci. Alto preferisci, colleghi. Finisce 1-1 il risultato, che accontenta più il Berchida, che ha bisogno di punti. Il Tutta non voleva rischiare che qualcuno si facesse male, ma Tutta non serviva certo la vittoria.
Insomma, su Cagliari è bella che da vincere, va. Il Cagliari non ce la fa vincere, è pareggiando, va. Dove va? Sì. Va con la poi. Ora si presenta. L'ho chiamata a cena, sì. Ah? Fare la cena. Ah? Rimani a cena, dico. Non ho capito. Rimani a cena? Ah? Se rimani a cena! Ah sì, e tu? Rimani? No.
Prossima partita del tutta vista con San Nicola di Ozieri, ultima partita. Oh, ai ai ai.